IRAP, tassa ingiusta e incostituzionale. A giorni i cittadini potranno scaricare un modulo per richiederne il rimborso. Basta difendersi, ora bisogna passare all'attacco. Così il Codacons regionale risponde a tutte quelle richieste di aiuto da parte di famiglie, cittadini e piccoli imprenditori che ormai a causa della crisi economica sono in ginocchio. Tra breve partirà una campagna nella quale chiederemo il rimborso dell'IRAP perché è ritenuta una forma di imposizione sul lavoro, anche se indirettamente sul lavoro, comunque sul lavoro, che è in contrasto con la Costituzione. Tutti dicono è un'imposizione sbagliata, ma nessuno fa nulla per bloccare quello che sta diventando una vera emorragia dalle tasche dei cittadini. Il progetto avviato da Codacons regionale si chiama Scacco Matto. Ci sono una serie di mosse che ci porteranno alla fine, noi riteniamo, al successo dell'iniziativa e a vedere la soddisfazione dei contribuenti italiani che finalmente riescono loro a mettere le mani in tasca al fisco, fermando l'emorragia dovuta al fatto che è il fisco che mette le mani in tasca degli italiani. Saranno gli stessi cittadini che potranno attraverso internet scaricare autonomamente l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate e quindi avviare il processo di interessamento della Corte Costituzionale. E qui poi entrerà in ballo proprio il Codacons con una serie di iniziative e mosse. D'altra parte, ci dice il presidente regionale di Codacons, bisogna smetterla solo di parlare ma trovare delle soluzioni. La gente non ha più soldi e di pochi finiscono al fisco. L'IRAP è l'esempio di un'imposizione considerata da tutti ingiusta, incostituzionale ma mai cancellata.